Avrebbe molestato su un bus 8 studentesse, di cui 4 minorenni, che stavano tornando a casa dopo la giornata di scuola. In arresto è finito un cittadino pakistano di 49 anni, disoccupato e regolare in provincia, accusato di violenza sessuale aggravata. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a bordo di un autobus del servizio pubblico di Vicenza. Secondo le ricostruzioni, l'autista, richiamato dai passeggeri e dalle urla di alcune persone, ha fermato la corsa all'altezza di Viale Aldo Moro, cercando di capire cosa stesse succedendo. Ha raccolto le testimonianze delle ragazzine, alcune in lacrime e visibilmente scioccate, che hanno raccontato subito delle pesanti molestie ricevute dall'uomo. Il conducente ha così chiamato la polizia, che è arrivata sul posto con diverse pattuglie, ha sentito le 8 giovani, procedendo all'arresto dell'uomo. Secondo il racconto delle ragazzine, una volta a bordo si sarebbero imbattute nell'individuo, che prima le avrebbe fissate insistentemente per poi ostruire la discesa dal mezzo mentre cercavano di allontanarsi. L'uomo, con a carico precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato portato in questura e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Su disposizione del questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori, l'ufficio immigrazione ha avviato le procedure finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale una volta terminato l'iter di giustizia.